ringraziamo la Spazio Teatro e tutto il cast della Donna in Nero, Martino, Andrea Bastononna. È il momento di un grandissimo ospite che mi dispiace aver fatto aspettare un pochino, però ce lo siamo goduti di più perché è un momento molto atteso del nostro festival, l'incontro con Lamberto Bava. Solo con noi, Francesco Mencacci, il Teatro della Cipolla, Alessio Borghese e Federico Cruciante. Ora siamo in un cinema, tra l'altro, che ha una connotazione, poi c'è quest'atrio, no? Quindi si presta un po', non lo sanno cosa li aspetta, insomma, questi ragazzi qua. Parlando di demoni, faccio subito una domanda. La forza... scusa? È un po' accettato dalle luci. La forza incredibile che aveva il manifesto di Demoni, Dario Argento presenta un film di Lamberto Bava, Demoni. Ci sarà mai una cosa così bella nel cinema italiano del futuro? Potrebbe essere, perché no? Perché magari è scritto a parità di nome, non Dario Argento così grosso, Questo è stato sempre il motivo per cui certi film, a parte i tuoi meno, perché però magari quelli visuali tutti pensano che l'abbia fatti Dario Argento. Ma sai, io ho visto adesso Demoni, finalmente è uscito Blu-ray negli Stati Uniti un'altra volta prima volta Blu-ray. Ho visto sul giornale la pubblicità, anche lì c'è ancora questa incudine che mi portano sulla testa. Però no, sto parlando di Dario, amico, collaboratore mio e io con lui. Però insomma a un certo punto svezzarsi e dire sì, perché anche a me quello che hai detto te me l'hanno chiesto pure a me. Di Dario posso dire solo questo, Dario produttore, io poi ho lavorato con Dario come aiuto, ho fatto 2 film, ho collaborato in altre cose. Dario produttore, io un produttore così non l'ho mai avuto, nel senso così positivo. Addirittura sul set veniva ogni tanto, guardava, poi tutto contento se ne andava via. Non è che mi ha imposto qualcosa, credo. Mi ha fatto lavorare tanto, quello sì. Mi ricordo una sceneggiatura così sofferta non l'ho mai fatta, nel senso sono stati 6 mesi di scrivere e riscrivere in 4 persone con Dario ogni tanto che ti telefonava e ti metteva l'ansia, ma quello non va bene, bisogna rifarlo, impegnate, tutto, allora parlava Dario, così. Era un continuo però questo mi ha insegnato una cosa, che lavorare tanto alla fine dà qualche risultato lo dà, quello sicuramente. Verissimo, assolutamente. Federico, qual è la chiave di lettura del cinema di Lamberto Bava? È assurdo quello che mi dice tu lì. No, ma la cazzata tanto per dire, tanto era così, no, cioè, da spettatore mio la chiave di lettura del cinema baviano è essenzialmente quella di lasciarsi condurre in qualcosa di fantastico senza però attendersi un eccesso. Nei primi migliori, ecco, secondo me la chiave di lettura, per esempio di Demoni 1, Demoni 2, ma anche, cioè io sono un fissato di Macabro, sono un fissato anche con la casa della Scala del c'ha sempre qualcosa di fantastico che va oltre, che va letto in maniera, infatti tu dici che essere regista di fantasy si vede in realtà anche da Demoni, che Demoni è horror, perché quella è indubbiamente un horror, però c'è una chiave fantastica che non è per esempio né rogeriana né sociale né carpenteriana nell'idea politica americana, è proprio una chiave di lettura fantasy, cioè l'idea geniale
della pellicola all'interno che trovano e si apre, è più simile a un'idea che puoi trovare in un Conan il Barbaro che in un film di Romero, è proprio anche quello che è interessante. Quando guardi La casa dell'orco, che poi è un film fatto con poche cose, ci trovi qualcosa di Roberto Bacchi. Quando guardi le cose, siccome è un regista, la poetica la comprendi, come ho detto prima, non è possibile dirlo da un film a un altro. Cerchiamo è probabilmente una somma più commerciale, non nel senso che è commerciale il film, è la cosa più conosciuta, quindi a un certo punto uno si deve confrontare con quello, però in realtà per me dare una spiegazione del cinema, come ho detto, come potevo dare di Ruggero Deodato, non è facile, cioè perché la mia, io sono uno spettatore sensibilmente colpito, soggettivamente preso da questo cinema, non riesco a parlare come del film nuovo, poi così tanto della poetica, perché la poetica di Ruggero è quella della fantasia totale per me il cinema puro, perché li vedevo da ragazzino, forse non lo so se poi è così vero, però per me è il cinema puro, cioè io in Demoni ci ho creduto, era il cinema una canadese, e quindi la sensazione mia adesso quando vedo i film di Lamberto Bava, che poi ho voluto scoprire anche perché non hai visto, è sempre quello di Western, ma non so sinceramente se perché il lavoro poi alla Lamberto Bava è così perfetto, perché sono anch'io portato da un ricordo ad avere sempre quella sensazione, non so se mi sono spiegato, quindi per me Bava inteso come è proprio fantasia, anche perché poi lo ricollego incredibilmente a Fantaghirò e altre cose, perché ero un ragazzino, quindi il nome Bava per me quando ero piccolo purtroppo non sofferto, io avevo dei idee, avevo 12 anni, per me era un film da leggendo sul serio, perché un ragazzino non è come raccontare le cose che si spiegate in Francia, è scritto da leggendo grosso come una casa, a 13 anni di regia non sai nemmeno cos'è, quindi da vedere il film, quindi per me era quello, io in realtà il lavoro di Bava l'ho cominciato a scoprire sui 15-16 anni con le videocassette, ma è lui, allora fammi vedere questo, e intuivo che nel lavoro di Bava la fantasia intesa come ricerca di qualcosa che è più vicino a Tolkien che all'opera, per me era sensibile. Quando invece nel film di Ruggero dicevo che uno guarda Holocaust, Uomini si nasce e altre cose, vede che c'è più realismo, più qualcosa di quadrato nella possibilità. Il cinema di Lamberto invece le fa proprio volare, cioè proprio quella cosa, la fantasia, da totale fantasia. E in Italia i registi fantasiosi sono stati forse tre, quindi non è che lo dico a tutti, perché per esempio Pucci, che è forse il regista preferito italiano, non era così era molto più classico, quindi per me significava è fantasia, proprio fantasia, non fantasia come genere, fantasia. Io non ho visto un film di Bava, io ho guardato film anche quelli, tutti quelli delle case, tutti quelli gialli, il gioco, testimone, e c'è un segno, sempre di fantasia, non c'ha la storia di Cicocchiana, quasi mai, sono sempre, devi farti catturare anche nei film di Bava, se non ti fai, non entri nel credere nel racconto ti diverti molto meno, e non è cinema facile. Per quello che ti dico, io ci entro per forza, ci sono entrato da ragazzino, quindi, però siccome vedo che Demoni ci entrano tutti, aspetta, io non voglio rispondere a lui perché devo dire che lui è la seconda volta questa sera che mi stupisce perché mi ha letto, devo dire, mi ha letto come fossi un po' un libro, perché ha ritrovato delle cose che io sono messo veramente nei miei libri, capito? Io sono uno che è stato sempre fedele al fantastico, ho sempre cercato di trovare qualcosa di differente, ho cercato di non farmi mai contaminare da altri registi, da altri film, anche se i film li vedi qualcosa di alcuni film ti può rimanere, no? Ho sempre cercato di fare un cinema abbastanza mio, questo mi ha fatto molto piacere. La domanda era per lui perché abbiamo detto quella lista e questa appassionante. Senti Lamberto, il nostro è un festival dedicato alla paura e tutte le sue sfumature. La mia domanda è questa, attinente alla paura. Quello che faceva paura 30 anni fa sempre paura anche oggi? O meglio, i meccanismi che determinavano la paura 30 anni fa sono ancora attuali? Sai, io ho qualche anno, quindi forse la domanda non so se a me è pertinente. Io ti posso dire quello che a me fa paura. Può essere che ti fanno paura delle cose e poi te ne fanno paura un'altra, però le paure ataliche ritornano sempre, quello lo penso. Come se tu mi chiedi, andando a pensare Truffaut Hitchcock, se ti fa più paura sapere se vedere prima il pericolo, prima che la persona che arriva nella stanza
entra, oppure fare lo zompo. Io preferisco fare lo zompo, ossia preferisco che quello che non ti aspetti te lo trovi davanti senza che il pubblico l'ha visto prima e fa non andare. Questo è un po'. Paura, sai, poi uno le paure. La paura deve essere sempre qualcosa di fantasioso e che è una paura finta, non una paura, a chi lo diceva te prima, a me una ventina, 30 anni fa mi avevano conosciuto il mostro di Firenze. Io il mostro di Firenze non lo farei mai perché è una cosa reale, vera, che ha fatto paura veramente, a quella non è una paura che mi piace. A me mi piace la paura quando è un gioco, quando c'è una strizzatina d'occhio, come quasi sempre c'è nei miei film, un po' di ironia e un po' il sangue colorato differente, insomma, queste sono le cose che mi fa piacere. Ecco, quando la paura è una pulsione che mi fa piacere, quando è troppo reale non mi piace più. Ormai ti ho visto fare una lezione di cinema durante il nostro workshop, una lezione dove diciamo così, hai fatto un po', hai spiegato il cinema dal punto di vista di sintassi, di regia, un po' hai raccontato aneddoti che servivano e hai conquistato questa scolaresca. Domani invece passerai a... domani li faccio lavorare a loro. Domani mi farai lavorare, ecco. Cosa vorresti vedere te, Lamberto regista, in un regista giovane oggi? Guarda, un regista giovane, se a livello di film compiuto mi dici quello che vorrei vedere un film compiuto che non sia una prova, vorrei vedere un film compiuto che è un film, capito? Vorrei vedere un film degli ultimi anni del nostro cinema. Pochi, quasi niente. Certo, non te lo so. Io quello che mi meraviglio è la domanda che girando festival, non solo in Italia, un festival piacevole come questo, ma andando anche in altre parti del mondo, una domanda che non so, che mi fanno sempre, non so rispondere, è perché in Italia non fate più film come facevate anni fa? E tutti dicono che Demoni è l'ultimo film italiano di quella generazione, io sono il più giovane in fondo, nonostante. E io non so rispondere perché io vedo film che mi fanno paura, che mi divertono, svedesi, cinesi, giapponesi, coreani, francesi, spagnoli, americani anche, ma italiani ormai non ne vediamo più. Io almeno la penso così. Tutto quello che vedo che mi viene presentato come possibilità, alla fine c'è poco, insomma. Ma non so perché, questo non me lo so spiegare e spero sempre che succeda al contrario, perché come si facevano film così una volta, perché non si possono più fare? Non lo so. Ci sono domande dal pubblico? Forza, fatevi avanti, ora non mai più. Avvicinati magari. Vieni. Avvicinati, ma non avere paura perché tanto... ecco, Non ti facciamo niente. ecco lui perlomeno partecipa sempre a... Buonasera. Rispetto a qualche suo titolo di ormai 30 anni fa, fuori dalla produzione propriamente della paura, del terrore come si diceva ora, Black Spider e Shark rosso nell'oceano, come li vedi adesso? Come ci si pone rispetto alla riuscita? Perché se ne parlano più o meno, ma non sono male, insomma. Guarda, ti posso dire che sono... Allora, non a caso, proprio perché non erano film fantastici, ma film che ho fatto e mi andava di farli, non l'ho firmati col mio vero nome, ma li ho firmati come John Holt Jr. John Holt era un pseudonimo usato da mio padre, io mi sono messo John Holt Jr. Black Spider non lo vedevo da tanto tempo. Quando Tarantino 4-5 anni fa è venuto a Roma per presentare Bastardi senza gloria, ci ha invitato noi tutti registi italiani, grosso peana, grossa soddisfazione, e alla fine siamo andati a mangiare una cosa insieme e quando sono andato io a salutarlo mi ha detto
il film che più mi piace tuo è Blast Spider, e mi ha raccontato Blast Spider che io non mi ricordavo che era passato 2 anni. A quel punto l'ho rivisto e effettivamente quello che dissero i pochi che l'avevano visto, perché uscì a agosto in Italia, ma io mi ricordo ancora delle critiche positive sapendo che era un film firmato con nomi e diceva, una critica finiva, ma se ritroviamo a quei tempi, ahimè, forse oggi direbbero se troviamo tanto belli i film di Clint Eastwood, a questi italiani che hanno fatto questo film dovremmo riconoscere la stessa cosa. Questo, io mi ricordo una critica che era così, e tutte altre critiche, perché il film era fruibile, era un film completo, abbastanza completo. Shark è un film meno mio, sia Oceano Rosso, a vari film, però io che ho fatto di un film dove mi sono trovato come eredità una sceneggiatura scritta da Cozzi che non era male, ma abbiamo rivisto, mi sono trovato che il mostro del film era già stato costruito dai produttori spendendo tanti soldi, e mi sono trovato un mostro alto 10 metri di acciaio e che cose, che io ho usato mezza inquadratura, perché come lo vedevi dicevo quello era finto. Hanno soldi buttati e ho cominciato anche perché la cosa del mostro mezzo squalo, mezzo polipone era una cosa che a me, io ho fatto un film giallo dove tutto quello che succedeva, le morti, vedevi poco e niente, sempre di più, per arrivare alla fine chi era l'assassino. Questo era un po'. È un film che non mi dispiace, mi piace l'ambientazione, perché è girato tutto a Miami, Key West, meraviglioso, sulla barca del Siguario di Miami, quella vera che vanno a prendere i pesci, insomma un'ambientazione molto bella, attori più o meno bravi. Certo è un film che oggi denuncia i suoi anni, quello. La Spider ha un ritmo che ancora è... No, la Spider ma era una storia anche più, lì si vede alla fine quello che dicevo prima, Demoni, Dario, c'è stato un lavoro di sceneggiatura importante. Black Spider è un altro film dove la sceneggiatura è stata curata in un certo modo, quest'altro forse ci dovevamo lavorare un po' di più sulla sceneggiatura, però c'è anche il tipo di film che è un po' anni 80, e poi è come quelle musiche da Miami di quegli anni, no? Sì, con un po' di bongos e un po'... fa sempre macumba, du bongos. Un'altra cosa che volevo dire di Demoni, poi ce ne andiamo, ve lo vedete perché sennò l'abbiamo rotto tutti, è questa. Demoni è anche il primo film italiano Dol Mistero, vero? Quindi fu curata la colonna sonora in modo particolare, non solo le musiche con scelte di musiche che stavano uscendo in quegli anni di gruppi a quei tempi più o meno conosciuti, che poi sono diventati tutti pezzi, non dico famosi ma quasi, musica di Simonetti a congiungere tutte queste cose, ma anche una ricerca di suoni di effetti speciali e di cos'è che era abbastanza anche ricolta, diciamo. Basta. Grazie, scusate. Ora facciamo scendere lo schermo, però prima dobbiamo fare una chiusura. Innanzitutto volevo dirvi che domani proietteremo Demoni 2 agli asili notturni dopo la fine del workshop, se insomma non c'è più posto, però se qualcuno poi viene a curiosare e non partecipando ci fa comunque piacere. Poi proietteremo anche Ghost Son, che è diciamo l'ultimo film tuo che è uscito al cinema, un bellissimo film, domani pomeriggio qui alle 13:40. Adesso ci dovrebbe essere dalla regia una cosa per te, un omaggio da parte del Teatro della Scuola, da parte di tutti noi. All'Alberto Bala e ai brividi del tuo cinema una lezione di stile e di passione tra i demoni delle nostre fantasie. Grazie, il cinema, detto che era finito, il cinema è fantastico perché è sempre stato pieno di idee. Grazie mille a te. Grazie Andrea. Signore e signori, Lamberto Bava, Demoni. Buona visione a dopo.